What's up, Bragotters? È da tanto che non lo dicevo. Come vi avevo promesso, ho provato ad organizzare un raduno. Vabbè, di organizzato non c'era assolutamente nulla in realtà, anche perché se l'avessi fatto non sarebbe stato da me. Infatti avevo zero aspettative. Ma ghiaccio ce l'abbiamo. Secondo me non viene nessuno. Dato che ieri il meteo ci ha tirato nuvole all'ultimo momento, però c'è il sole. Però da bere c'è. Cominciamo a lavorare e spostiamo intanto le tavole per aprire scuola. Eccoci qua, eccoci qua. Non ad aprire, Robby. Ecco sì, così almeno non c'è da chiedersi come mai abbia scelto di fare il raduno al mare. Ah, sono a volpe! Quello che però non mi aspettavo è che sin dal mattino arrivassero persone da davvero ovunque. Ma ovunque! Matteo Marsiglia, Cesano Maderno, provincia di Binzago. Tu non stai bene, ma proprio non stai bene. Lo so, ma ne sono contento. E se Cesano Maderno non fosse stato abbastanza... Ciao, sono Daniel Piazzi e vengo da Genova solo per Robby. Da Genova! Voi siete pazzi. Ma che bello però. Anche perché arrivando così presto, sin dalla mattina, c'era un sacco di tempo per rilassarsi. Venite al raduno, non farete niente, guarda lì. Lavorare subito li fanno. Dai ragazzi, Matteo, sei arrivato da Milano, cosa credi? Non far niente? Vai! Dai che si va! Ora avete preso il più magro di tutti. Finalmente anche quelli del Bridgman Watersports Center fanno qualcosa. Dai Pier! Dai! Vai, ci sono! Ma non è attaccata però. No, non è vero, non è vero. Piano! Io volevo bere una birretta, no lavorare. E tra un preparativo e l'altro, ad un certo punto ci siamo ritrovati davvero in un bel gruppetto. Moltissimi di voi sono passati per un saluto veloce, più di una quarantina sono arrivati direttamente in bici, ho apprezzato moltissimo, e molti altri invece sono arrivati nel tardo pomeriggio. Ma c'è da dire che chi si è fermato tutto il giorno erano ovviamente i migliori. No, cazzo, prendo tutti. Beh. Oh, ragazzo, portaci a puttane! Oh, ragazzo, portaci a puttane! Inoltre moltissimi di voi hanno portato doni e viveri di ogni tipo. Viveri essenziali, sia chiaro. Convinto, Convinto? Eccolo, che l'ho fatto tutti i giorni di mattina alle 9. Non posso bere dai, però. no, che dettagli. Cazzo, era semplicissimo. Vabbè, ma non c'è mai un po' di mona nei tuoi video? Porca merda, Bragotto, veramente. Come rompersi una caviglia in 3, 2, 1? Anche se alla fine non potevo tirarmi indietro. E con i sopravvissuti ho fatto anch'io un giro sull'UFO. Ciao, sono Robby Bragotto, benvenuti a Jackass! Le Bragottiadi. Finché è dritto, adesso che curva. Ma sì, ma questo non è niente. Ma perché faccio queste cose? Potevo essere a casa, tranquillo, al bar, bere un aperitivo con qualche tipa, invece no. Porca di quella tipa! Non avevo ancora conosciuto me! Bisogna fare l'UFO perché uno viene da Genova. Sì, è morta la barca! E invece... Vai uomo! Guarda Daniel che saccata che hai preso! La schiena! Daniel, la schiena! Tieniti! Tirati su! Non mollare adesso! Le onde! Ci sono le onde! Ci sono le onde! Devi almeno provare l'esperienza nel modo giusto! Le onde! Porca puttana! Abbiamo perso una donna! Non forse c'è ancora! Daniel, avanzo da bere, l'ho fatto per te questo! No! Aia! Ma che palle! Ho una mano! Mi sembrava di essere al rodeo! Può morire Mamadou! Tirati su! No, Daniel, non mollare! Non mollare! Bravo! No! Colpa tua! È finto? No! Non lo so! No, Luca! Basta! No! Questa era forte! No! Basta! Grazie! Sono finito come una casa. Magari... Senti un genovese che parla veneto? Sono adottato ormai. E dopo aver insegnato il veneto ad un ligure, figurati se non mi facevano finire in acqua a giro già finito. Abbandonare la nave, capitano! Ma ti pare che cado tornando indietro? Pescami! Andate a fanculo. E dove vado? Sono sotto una barca! Dai, testa di minchia! Io queste cose non le faccio più. E infatti ho mandato avanti altre vittime sacrificali. Ragazzi, una cosa, non è colpa mia qualsiasi cosa succeda. Robby, io sono preoccupato. Dovresti esserlo. E quando do un avvertimento non lo do a caso. Eccoli.
ok, tranquilli, non è morta. Anzi, mi sa pure che si è divertita a volare oltre 2 metri per aria a gambe vertice. E beh, che poi è una clip talmente assurda che non potevo non fare una video reaction a chi l'ha visto soltanto dalla spiaggia. Eccola, eccola. Ah, che bei momenti. Questo ed altro ai raduni di Robby Barzotto. E poi ad un certo punto eravamo veramente in tanti. Ricordo benissimo che ci sono state risate, altri giri mortali, risate, bevute, un sacco di chiacchiere, ma soprattutto risate fino a tarda notte. Non ho nessun filmato perché ho semplicemente pensato a godermi il momento e a fare in modo che rimanesse impresso nei miei ricordi e nei vostri. Penso, e forse ne sono sicuro, che vi siate divertiti tutti e chiunque sia passato anche solo per qualche minuto la possa ricordare come una giornata spensierata e divertente. Alla fine il senso è proprio questo, vero? Non ho mai pensato di creare un qualcosa con un secondo fine o che potesse arrivare chissà dove. Io sono soltanto un messaggero di ciò che più adoro e non faccio altro che raccontarvi le mie passioni. Vedervi così in tanti, così educati, gentili, rispettosi, divertiti e sinceri non fa altro che farmi capire di non aver sbagliato strada. Grazie a tutti ragazzi, grazie davvero. Magari lo ripeteremo il prossimo anno, o forse no, non lo so. Ora però mi devo prendere una pausa. Me ne andrò via per quasi un mese a schiarirmi le idee, cercando di dimenticare cose e persone che devo rinchiudere in un cassetto per sempre. Ovviamente non ci riuscirò mai, ma ho bisogno di staccare la spina, per un po', credo. Ci si vede presto e grazie ancora a tutti. Ciao! 220 birre e 14 bottiglie di prosecco, più 30 zuccherini o qualcosa di simile. Solo di pomeriggio,